Allora, io invito la dirigente scolastica del Liceo La Farina, Caterina Celesti, a raggiungerci, perché davvero abbiamo sentito tutta una serie di risposte da questo video ai nostri interrogativi iniziali. È un nostro video casalingo, cioè tutto gestito in famiglia, non abbiamo reading, quindi è un po' fatto così. E fra l'altro la professoressa è proprio la nostra insegnante di scienze che si è prestato, questo è il clima che si vive quotidianamente al liceo classico La Farina. Che dire, avevo preparato un mio canovaccio, però qua gli spunti sono veramente tanti. E ripercorrendo un po' quello che è anche la mia storia a scuola, in realtà la scuola è sempre stata aperta anche al dialetto. Ricordo di progetti anche presentati da maestri elementari, soprattutto alla primaria. Progetti anche con qualche finanziamento regionale c'è stato, anche prima del 2011 che io ricordi. Diciamo che più che altro erano i docenti a proporre o drammatizzazioni o pezzi teatrali ai ragazzi, quindi questi esperimenti sono stati fatti. Fra l'altro anche noi come scuola abbiamo realizzato dei graphic novel, uno su Graziella Campagna, tutto in lingua siciliana. Abbiamo utilizzato anche, io conosco anche il leader del gruppo Imalanova, loro incidono e scrivono in siciliano, per cui avevano composto una canzone su Graziella Campagna, che è stato il nostro sottofondo, quindi abbiamo studiato quelle che erano le parole della canzone che veramente io vi invito ad ascoltare perché è da brividi, e il nostro poi racconto, perché è anche importante raccontare le nostre tradizioni ai nostri ragazzi che sconoscono. Non conoscevano Graziella Campagna, non conoscevano eroine come ci ha rimandato il nostro Lelio Buonaccorso in Vento di Libertà, anche là in siciliano, lui è venuto più volte, noi invitiamo dei personaggi che veramente ci fanno rivivere, perché la nostra lingua è la nostra tradizione, i nostri usi, i nostri costumi che si stanno però perdendo. Noi scuola apriamo all'internazionalizzazione, siamo noi per esempio scuola anche Cambridge, per cui loro si diplomano anche con una doppia maturità, e quindi quasi quasi apprezziamo l'esterofilo, no? Siamo un po' esterofili, però poi perdiamo un po' di noi. Però questo ci rimanda anche, qua ho sentito tutti, l'onorevole Corrao, un po' tutti, all'affettività. La lingua siciliana è affetto. Qua ho sentito parlare di nonna, ho sentito parlare di mamma, io anche avevo una nonna catanese che anche recitava in catanese, avevo una nonna messinese che si esprimeva, aveva una bottega, un emporio del vecchio periodo a Putia, la cosiddetta Putia, per cui lei si esprimeva nel piccolo territorio proprio in siciliano. Per cui termini come ad esempio Dugliau, che io non ho più sentito, ritardare, termini non lo so come, sono termini veramente di difficile interpretazione per chiunque, figuriamoci per i nostri ragazzi che sono abituati ad altro. E quindi abbiamo chiesto ai nostri ragazzi cosa ne pensassero, se loro si esprimevano in questo modo, se si esprimevano col siciliano, se lo conoscessero, sia a casa ovviamente. La quasi totalità ha detto no, noi ogni tanto va bene, ci fregiamo, anche a me in collegio dei docenti ogni tanto mi scappa qualche parola in siciliano, perché rende l'idea, noi diciamo che rende più sanguigno il nostro, perché ci sono dei termini che è impossibile tradurre in italiano, per cui ce li rendono solo in siciliano, perché rendono su delle idee che sono solo nostre, molto caratterizzanti. Quindi penso che invece la scuola sia pronta a effettuare evidentemente anche delle sperimentazioni, siamo aperti a questo, forse la scuola è il territorio fertile per eccellenza per avviare un discorso, noi ci siamo e le testimonianze ci sono. Talvolta per esempio con i ragazzi a me piace molto parlare con i ragazzi, parliamo di Marcello Crispino, il nostro come dire,
catalizzatore dei difetti del siciliano, per cui c'è questo scambio e viene molto apprezzato, però in maniera satirica, per cui sì, ci appartiene, però noi siamo anche altro, c'è tutta una cultura dietro, viene ancora prima, come avete detto, del toscano, quindi c'è tutta una scuola prestigiosa siciliana ai tempi di Federico II, per cui abbiamo tanto da raccontare ancora, e io penso che la scuola sia effettivamente l'istituzione cardine della rinascita della lingua, per cui mi sento di dire per me, ma anche per tanti colleghi, perché si è anche collaborato in rete con altre scuole e abbiamo evidentemente portato avanti dei prodotti anche di qualità. Quindi la scuola è pronta e la scuola c'è. Sì, La scuola assolutamente. Grazie a Caterina Celesti, grazie al lavoro che avete fatto. Mi è piaciuta molto la spontaneità con la quale un ragazzo ha detto per me il siciliano era la lingua degli Izzalli, Esatto. che di fatto ha sintetizzato Sì. quello che si pensa, Sì. quel senso comune, Esatto. sostanzialmente. Grazie a Caterina Celesti.